prima dell'inizio del controesame, essendomi anche consultato con i vertici dell'ufficio, la dottoressa Boccassini, riterremmo, signor Presidente, signor Tribunale, indispensabile acquisire immediatamente questo telefono con questa scheda. E quindi volevamo, credo che, sentire la signora Iman Fadil se è disponibile alla consegna immediata, in maniera tale che possa far venire un ufficiale di polizia giudiziaria, eventualmente interrompendo il controesame e provvedendo subito all'acquisizione, ovvero se le signore vostre ritengono in esito al controesame. Innanzitutto volevo sapere se la signora Iman Fadil è disponibile alla consegna, altrimenti dobbiamo procedere. Se lo vuole specificare, avevamo compreso di sì. Io appena esco da questo tribunale vado subito col mio avvocato a casa mia e la cerco e gliela faccio avere. Perfetto, quindi gli faccio avere la scheda e il telefono. Grazie. Spero di trovare il telefono. Grazie signora Fadil. C'è da parte anche di questa difesa l'interesse all'accertamento di questo particolare, quindi per noi non c'è nessun problema a sospendere il controesame in attesa dell'eventuale acquisizione di questo telefono cellulare. Nessun problema, anzi. Quindi noi concordiamo con la prospettazione della pubblica accusa. Io apprezzo e ringrazio l'avvocato Ghedini della sensibilità e riterrei opportuno procedere immediatamente se il Tribunale è d'accordo, ovviamente. No, il pubblico ministero può sicuramente aspettare che abbiamo terminato di sentire la testimone per fare questo suo ulteriore accertamento che ritiene di fare, che non impedisce in nulla di terminare di sentire la testimone, dopodiché sarà libera di andare, dopo che sarà licenziata a quel punto. Prego le difese nell'ordine che preferiscono per il loro controesame. Sì, non è che abbiamo... Scusate, io devo aggiungere un'altra cosa. Sul telefono? No, di fede. No, questi non sono dichiarazioni spontanee, signora. Aspetti la domanda. Ok, mi scusi. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Io ho necessità solo di alcune precisazioni in ordine alle risposte che lei ha già avuto occasione di dare al signor procuratore. Ecco, il signor procuratore all'inizio le ha domandato se lei ha reso dichiarazioni in data 9 agosto 2011, se lei aveva avuto occasione di parlarne con nessuno prima di recarsi in procura. Lei poi poco fa ha detto che a un certo punto si è rivolta giustamente ad un legale, ma lei ricorda quando si è rivolta ad un legale e dopo quanto ha deciso di fare queste dichiarazioni? Ma guardi, penso 3 mesi prima, non ricordo esattamente, però penso 3 mesi prima. Maggio? Sì, su per giù, quelli mesi, è passato troppo tempo, non ricordo. Vabbè, insomma, 2 anni adesso, quasi. Per la verità 1 anno, ma comunque va bene. Senta, lei ha avuto modo poi invece di avere altri, lei ha detto al suo procuratore di non aver avuto altri contatti con il Presidente Berlusconi o con persone del suo entourage, e poi ci ha narrato questa vicenda del telefono su cui torneremo poi. Dall'ultima serata di Arcore, quella che mi pare sia verso il 5 di settembre, sì, quando c'era il compleanno. C'era il compleanno. Prima che la vicenda emergesse sui giornali, sì, lei aveva avuto altri contatti con Emilio Fede, con Lele Mora, con qualcuno di queste persone? Prima che emergesse lo scandalo? Sì. Sì. Beh, sì. Domanda, sì. Aveva avuto altre telefonate con Emilio Fede, con Lele Mora? No, con il signor Mora no. Signor Mora, io non ho telefonato con il signor Mora, solo con Fede. Può parlare in rivolta verso di noi per piacere, sì, certo. Perché stanchiamo a sentirla. Sì, non ho telefonate col signor Mora, ma semplicemente col signor Fede.
Ecco, ma mi pare di aver compreso che lei ha avuto un periodo di tempo anche di un rapporto professionale col signor Mora, è giusto? Sì. Anni. Ecco, può collocarselo nel tempo, le spiace? Ma facciamo 2005? 2006 ho iniziato a lavorare con il signor Mora. E fino al momento in cui poi lei ha avuto questa storia sentimentale, mi pare di lei ci abbia detto 2007, qui ha smesso di lavorare? Sì, subito dopo la grande notte io mi sono fidanzata, dopo il programma televisivo che ho fatto, sì. Sì, però io non conosco la data della grande notte. Anno 2007-2008. 2007-2008. Esatto. Quindi fino a questo periodo di tempo lei ha continuato a lavorare con il signor Mora e dopo ha cessato per questa storia sentimentale. Esatto. Quando poi ha ricominciato, lo ricordo esattamente, 2010, 2009? No, 2010, quando è stato girato il videoclip io ho riniziato insomma la mia professione. No, ecco, guardi, questo glielo ricordo perché poi è sempre difficile lamentarsi le date, ma lei... Inizio 2010 comunque. No, scusi, nel verbale a pagina 2, lo dico per il pubblico ministero perché posso seguirlo, lei ha dichiarato: nel 2009, in seguito alla rottura con il mio fidanzato, ho avuto la pressante esigenza di reintrodurmi nel mondo professionale, quindi ho ripreso a cercare di frequentare tutte le persone e di contatti che mi potevano essere utili per una ripresa. È in questo contesto che ho girato un videoclip intitolato Smile per un DJ di nome Ben, unitamente a due gemelli ungheresi. Ecco, ricordato questo, questo 2009, era fino al 2009, era già un contatto tramite l'Ele Mora oppure era una cosa autonoma dall'Ele Mora? Questo lavoro del videoclip, dice? Sì. No, mi ha contattato un ex collaboratore di Lele che si occupava della produzione di questo videoclip. Sì, ma la lettura del verbale gliel'ha letto il difensore per cercare di farle tornare in mente con precisione quando ha ricominciato il suo rapporto professionale con Mora. Ho riniziato il mio rapporto professionale, diciamo, con Mora. Non l'ho proprio iniziato, diciamo, perché avendo Fede che insomma mi invitava ad andare direttamente dal presidente Berlusconi per il lavoro, cioè comunque Lele era in secondo piano, cioè anche Lele, anche il signor Mora, i contatti suoi erano il signor Berlusconi per il lavoro, per tante cose, quindi non avevo bisogno del signor Mora. No, sì, mi scusi, ma la domanda era diversa. A me pareva di aver capito che lei avesse reiniziato rapporti professionali con il signor Mora dopo la rottura del suo fidanzamento. Beh, no, perché io sono andata solo una volta col signor Mora dal signor Berlusconi. No, ma non intendevo rapporti professionali per andare dal presidente Berlusconi, intendevo rapporti professionali legati al suo lavoro. Allora, scusi, cerchiamo di comprenderci perché probabilmente ho compreso male io. Sì. Lei dal 2005 al 2008 ha un rapporto professionale con il signor Mora, che poi viene sospeso perché lei ha un periodo sentimentale di 2 anni, di un anno, di 2 anni, quello che è stato. Terminato questo periodo sentimentale in cui lei vuole reintrodursi nel settore, lei riprende a lavorare per l'Ele Mora, sì o no? Ma mi manda a fare qualche casting, però non ho fatto effettivamente lavori per lui in quel periodo perché c'era troppa crisi, mancavano casting, mancavano provini, quindi era in crisi anche lui, anche l'agenzia era in crisi. Ho capito, quindi non c'è un rapporto professionale continuativo ma saltuario? Sì, in quel periodo lì sì. In quel periodo lì, benissimo. Senta, in quel periodo che siamo 2009, 2010, adesso lei ci dice poi inizio 2010 anche, e per la prima volta
dopo il passato, lei viene invitata a partecipare ad una serata d'Arcore, corretto? Sì. Sì. E questo invito le arriva direttamente da questo DJ Ben? Sì, sollecitato dal signor Mora. Sollecitato dal signor Mora. Ecco, questa sollecitazione del signor Mora, lei l'ha apprezzata direttamente o è DJ Ben che gli dice me l'ha detto Lele Mora? No, è DJ Ben che mi dice me l'ha detto Lele Mora. Quindi è lui che dà questa indicazione. Ecco, lei poi, sempre la domanda del suo procuratore, ha detto che lei conosceva il tipo di serate che si svolgevano in quel di Arcore. Cioè, era un fatto notorio questo nel suo ambiente? Beh, diciamo che nell'agenzia tra ragazze si parla, voci girano, però diciamo che esattamente nessuno mi ha mai detto che cosa, finché non sono andata e ho visto con i miei occhi. E che cosa le avevano detto? Mi avevano detto che ogni tanto c'erano questi inviti nella residenza del signor Berlusconi e niente, che andavano parecchie ragazze, nient'altro, ma nessuno mi ha mai specificato cosa si svolgesse lì. Mi scusi, quindi lei non aveva... Io me lo immaginavo di mio, insomma. Lei non aveva modo di ritenere che ci fosse qualche cosa di particolare in queste serate prima di parteciparvi? No, finché non vedo non credo. No, certo, no, si scusi, finché non vedo non credo è un'osservazione assolutamente corretta, però quella domanda era diversa, e cioè se lei aveva avuto delle indicazioni da qualcuno, e poi eventualmente ci dirà da chi, che queste serate avessero delle particolarità, cioè che non fossero delle serate normali. No, nessuno mi ha mai detto di spogliarelli, queste cose qua, però sapevo che c'erano le feste a casa del presidente, ma non sapevo cosa si svolgesse. Quindi non c'era nessuna situazione che le avrebbe potuto dar fastidio, da quello che aveva saputo, prima di andarvi ovviamente. No. Allora guardi, sa perché le faccio questa domanda? È stata un po' laboriosa, ma nel suo verbale a pagina 3 lei così aveva dichiarato: già in passato, prima della mia pausa sentimentale, avevo ricevuto vari inviti a partecipare a delle serate ad Arcore, per lo più provenienti da Lele Mora, ovvero da altre persone che avevo incontrato nel mondo dello spettacolo per ragioni di lavoro. Devo dire che sino a quel momento avevo sempre rifiutato di accettare questi inviti, in quanto nel nostro giro era abbastanza noto che tipo di serate fossero quelle organizzate ad Arcore, ed io avevo preferito non mettermi in delle situazioni che potevano non piacermi. Ecco, allora, esatto. Rispetto a quello che lei ci ha detto poco fa, quali erano queste situazioni che potevano non piacerle e che le erano state riferite, e da chi? Guardi, a me mi hanno a me hanno detto, scusi, a me hanno detto semplicemente che c'erano le ragazze, insomma, quando c'erano dei casting, quando ci sono i casting, le ragazze si riuniscono per i casting, o in agenzia o comunque dove viene svolto il casting, le ragazze si parlano tra di loro e ovviamente stiamo lì, ci si sente tra di noi. E raccontavano di queste feste nella residenza del presidente, però nessuno a me mi ha mai specificato che si svolgessero degli spogliarelli. Mi scusi, io le ripeto la domanda: che cos'è che poteva non piacerle e che quindi che cosa c'era di particolare per questo tipo di serate che era abbastanza noto? Le dico che io me lo immaginavo. Ah, era un'immaginazione. No, me lo immaginavo perché comunque affermazioni di ragazze, io non sono mai andata fino in fondo a chiedere cosa succedesse perché non avevo interesse in quello. Però insomma voglio dire, non ci vuole una scienza, ecco, questo voglio dire, me lo sono immaginata. No, mettiamola così, scusi signora, Scusi? abbia pazienza, lei Sì. lo immaginava perché, da che cosa lo immaginavo perché comunque bene o male nel mondo dello spettacolo è un po' così, ecco, tutto qua.
Va bene, prendiamo atto, Presidente. Inutile Perché io ho lavorato quasi 8 anni con Lele, tutte le settimane comunque ero in agenzia a fare i casting. È normale che uno poi si fa un'idea, no? Senta, ricorda qualche nome di queste ragazze che facevano i casting con lei, che le hanno parlato prima di partecipare a queste serate a cui loro stesse avrebbero partecipato? No, non ricordo, troppo tempo, troppa ragazze che non ho magari neanche più rivisto, cioè ragazze che io incontravo ai casting per caso. Che però era stata a casa del Presidente Berlusconi, cioè che le raccontavano di essere stata a casa del Presidente Berlusconi, ovviamente. Sì, magari se lo raccontavano tra di loro, io seduta ad aspettare il mio turno al casting sentivo i commenti. Sentivo i commenti, però non ne ricorda neppure una di nome. No, non mi ricordo, non ricordo. Va bene. Senta. L'onorevole Berlusconi o la sua segreteria o qualcuno del suo entourage aveva il suo telefono? Non fisicamente, ovviamente, aveva il suo numero di cellulare. Certo, la prima volta mi chiese il numero di telefono, sì. E lei glielo diede? Sì. E chiaramente. Lei fu mai chiamata direttamente dall'onorevole Berlusconi? No, perché comunque lui sapeva che io comunque mi chiamava sempre Emilio, quindi faceva tutto tramite lui. Senta, e lei ha cambiato il numero di cellulare da allora o è rimasto sempre uguale? Da allora stiamo parlando della prima volta che lei è andata ad una cena ad Arcore, che lei ci ha detto essere stata nel febbraio 2010, giusto? Sì. Quindi dal febbraio 2010 ad oggi lei ha avuto modo di cambiare il numero di telefono? No, io avevo 2 telefoni. Esatto, 2 telefoni, uno con il mio numero attuale e un altro numero della 3, che cioè Emilio insomma mi chiamava in quel numero lì. Quando è successo lo scandalo io ho perso il telefono. Quale? Mi è stato rubato il telefono. Sì, esatto. Adesso rubato? No, me l'hanno rubato. In discoteca me l'hanno rubato. In discoteca dove? Vuole sapere il nome della discoteca? Sì, Lo Shocking. Sì, dove? È in Corso Como. Cioè, ma è qui a Milano, scusi, non sono certo, è a Milano, sì. È a Milano, sì. Sono stato una concessionaria d'auto, forse ancora. Sì. Chiaro. Questo quando sarebbe accaduto? Ma quando è successo lo scandalo? Proprio neanche 2 settimane dopo io ho perso il telefono. Ho capito. Che era lo stesso numero che lei aveva dato al Presidente Berlusconi? No, quello era il numero che aveva solo Fede. Ho capito. L'altro invece, quello mio attuale, era quello che aveva dato. Esatto. Esatto. Se da lei ha fatto denuncia di furto del telefono? No, perché comunque era quasi mezzo rotto, quindi non è che mi interessava. Che cosa ha fatto? Ha bloccato la scheda? Sì, subito, il giorno dopo ho bloccato la scheda, sì. Era di quelli a scheda prepagata, cioè non quelli a abbonamento? No, abbonamento. Era un abbonamento, quindi ha bloccato l'abbonamento? Sì. Benissimo. Ho bloccato il telefono. Sì, ha bloccato come si fa quando disperatamente si perdono questi aggeggi. Chiaro. Senta, lei ha detto che in alcune serate ha partecipato anche l'onorevole Maria Rosaria Rossi. Lei ci ha narrato più serate in quel di Arcore e poi una nella villa di Lesa. Lei riesce a ricordare a quale di queste serate, perché mi ricordo che in una lei ha escluso la sua presenza, riesce a ricordare a quale di queste serate ha partecipato l'onorevole Rossi? Mi scusi, non lo so. Mi scusi, può ripetere? Sì, ricomincio da capo, probabilmente mi sono perso anch'io. Lei ci ha raccontato di aver partecipato a più serate, alcune ad Arcore e una a Lesa. Di Lesa. In alcune di queste occasioni lei ci ha detto che avrebbe partecipato anche l'onorevole Maria Rosaria Rossi. Sì. Riesce a collocare in quali di queste serate ha partecipato o non ha partecipato l'onorevole Rossi? Certo. Sì. Ho preso i miei appunti, se vuole glielo dico. Dici una
attimino a quale di queste serate ha partecipato. Allora, cominciamo da quella del febbraio 2010, c'era? Parli bene al microfono. No, non c'era. La deputata Maria Rosaria Rossi. Ma lei non controlli i suoi appunti e ci dica direttamente No, quando non c'era. Non c'era. c'era. No. Poi ce n'è stata una nel maggio del 2010. Mm. In questa serata c'era? Sì, penso di sì, sì, perché ricordo che il signor Berlusconi aveva chiesto di farmi raccontare una barzelletta alla signora Maria Rosaria Rossi e a Giorgio Puricelli, ma non si ricordavano la barzelletta, allora me la racconto a lui. E questa è stata la prima volta che lei l'ha conosciuto? Sì, sì. Sì. E c'erano anche le gemelle ungheresi o le gemelle ungheresi c'erano solo la prima volta? No, le gemelle ungheresi sono venute con me solo la prima volta. La prima volta. Sì, E sì. ricorda il nome di queste gemelle ungheresi? O... Una si chiamava Amanda, l'altra non ricordo. No, non sa il cognome. E invece nella giornata che secondo noi è inconferente, ma a questo punto comunque per approfondire la questione dell'agosto del 2010, l'onorevole Rossi c'era? Il 25 agosto, dice? Sì, 25 agosto. Sì. 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 Sì, c'era. Ho fatto, sì, quando mi ha portato il foulard. E nella villa di Lesa? No, non c'era Maria Rosaria. C'era solo Giorgio Puricelli che è andato via a mezzanotte e mezzo. Ho capito. Cioè Puricelli è andato via prima che si sentisse male Caterina? Sì, lui non c'era più. Non c'era più, ho capito. E Puricelli era presente? Perché doveva partire. Puricelli era presente quando c'è stata quella scena che lei ha narrato fra Barbara Fagioli e Nicole Minetti finché l'onorevole Berlusconi era di sopra a curare o consolare Caterina? Come, scusi? Lei ci ha raccontato che nella villa di Lesa a un certo punto questa Caterina si sente male. Sì, Il esatto. presidente Berlusconi l'accompagna di Sì, sopra certo. e rimane sopra, mi pare di aver compreso, un paio d'ore Sì, esatto. per curarla, per Esatto, consolarla. certo. Nel frattempo lei ci ha narrato che Barbara Fagioli e Nicole Minetti si sono messe a ballare fra loro con la musica molto alta, tanto che lei le ha anche riprese, è vero? Sì, veramente stavano cantando, urlavano al microfono, sì. Certo. Lei poi per la verità ha detto che c'erano anche delle scene con allusioni sessuali. Esatto, sì. Certo. Ecco, Puricelli c'era? O era già andato via? No, ero già andato via. Era già andato via. Era già andato via. E quindi chi era rimasto? Io, Minetti, Fagioli, Brisonte, Berlusconi, Era di sopra. esatto. Era rimasto nella sala dove stava accadendo. E il pianista Danilo. Il pianista Danilo. Quindi il pianista Danilo c'era. Sì. Ma stava suonando lui oppure c'era Sì, musica? stava suonando e le ragazze cantavano. Certo, ed era presente anche durante queste scene di natura, allusiva, sessuale? Sì, certo. Certo, benissimo. Senta, mi scusi ancora. Prego. Nella serata della partita, invece, Sì. l'onorevole Rossi c'era? No, c'era solo Puricelli, c'era le due gemelle del Montenegro, Fede e l'onorevole. Quella sera lì non c'era neanche il pianista. Ho capito. Senta, lei poi ha avuto dei contatti con Galliani o con qualcuno del Milan per quel lavoro a Milan Channel? No, perché l'onorevole Berlusconi mi disse che se ne sarebbe occupato lui personalmente. Ho capito. Ma questo lavoro si è concretizzato? C'è stato qualche cosa? Dovevo fare un colloquio dopo la serata da Giannino, dopo l'incontro con Galliani, ma poi è successo
lo scandalo e niente, io ho perso il telefono, poi non ci sono più state serate, almeno io non le ho più fatte, ma le serate hanno continuato. E l'unica cosa che ho incontrato Fede mi sembra nel maggio-giugno, penso 2011, non ricordo, perché ero uscita con questa mia amica e ho incontrato Fedele Gentile. Fedele Gentile era il braccio destro di Lele Mora. E incontrandoci, insomma, era un po' che non mi vedeva, insomma, mi ha visto che ero un po' giù di morale, perché insomma ho avuto degli eventi non indifferenti nella mia famiglia, e a quel punto gli ho detto, cioè abbiamo parlato del casino che è successo, e ho detto, io non so davvero, cioè, mi sono sentita messa di mezzo, e lui mi fa, tu hai ragione pienamente, perché non c'entri niente qua là, e niente. Poi mi ha invitato ad andare da Giannino a bere qualcosa. Eravamo praticamente, dove l'ho incontrato era un locale di fronte a Giannino, quindi abbiamo attraversato la strada per andare da Giannino. Arriviamo da Giannino e c'è Fede a cena. Allora Fedele mi dice, guarda che hai visto che c'è Fede? Scusa, vai a salutarlo e vai da lui, insomma, parlaci per questa situazione qua. A quel punto poi gli ho detto, io non ci vado, cioè, ormai mi ha messo nei casini, se lo vedo, cioè, dopo mi comporto male. Allora mi ha preso per mano, mi ha trascinato da lui, e lui mi ha visto, è rimasto scioccato quando mi ha visto, e gli ho detto, senti, mi hai messo nei casini, questa situazione qua, come faccio a uscirne? Non sto lavorando, non mi chiama più nessuno, sono venuti, non so, un sacco di giornalisti a suonarmi a casa giorno e notte, perché mi suonavano a casa, io non sapevo chi fosse, non aprivo la porta perché non sapevo chi era, e poi soprattutto perché non mi andava cioè, da che non ho fatto niente, ritrovarmi come ritrovarmi una prostituta tra le 33 ragazze di Berlusconi, cioè, non so, svegliarsi al mattino e trovarsi in una situazione del genere, non so come uno potrebbe prenderla. Nel senso, quando lei intende casini, significa che questa storia le ha creato dei gravi danni professionali? Gravi danni professionali, morali, perché per 6 mesi io mi sono chiusa in casa, non uscivo neanche di casa, non facevo neanche la spesa, prendevo sempre comunque non dormivo di notte, ero andata in depressione totale, perché comunque in quel periodo c'è stata la morte di mio padre e... Mi spiace. Senta, non mi scusi, sono ovviamente... No, scusi, no. Prego, faccio pure con comodo, interrompiamo 2 minuti, appena riesce a riprendere. Tanto le fa la domanda successiva, che così magari si distrae un attimo. E poi insomma niente, ho avuto mio fratello che è stato 5 mesi in ospedale, insomma non era una bella situazione, in più lo scandalo, non so, se non sono andata fuori di testa è già tanto. Ecco, senta, scusi, comunque
indipendentemente da questo suo periodo di vita molto difficile, lei ha avuto quindi una difficoltà seria nel campo professionale? Certo, sì, assolutamente, perché non mi chiamavano neanche per fare gli eventi. Okay. Ecco, quando lei ha incontrato, che adesso abbiamo saputo, Emilio Fede le ha detto qualche cosa riguardo alle indagini, al processo? Sì. Le ha dato qualche indicazione? Quando insomma ci siamo incontrati e gli ho detto non è giusto, tu sai benissimo che io non c'entro niente e comunque mi hai lasciato nei casini più totali. Mi fa no tesoro, qua e là, adesso io ci penso io, chiamo i suoi avvocati e vedo come sistemarti. Ecco, dopo questa indicazione... Tant'è che ci siamo sentiti al telefono il giorno dopo, perché ci dovevamo vedere, sempre da Giannino, perché mi doveva far sapere, non l'ho sentito il giorno dopo, l'ho chiamato io. Ho detto, non lo so, fai qualcosa, non so che cosa, ma fai qualcosa, come mi hai messo nei casini, mi tiri fuori. E a quel punto, niente, lui mi grida addosso al telefono perché mi dice anch'io sono nei casini, qua e là, ma io cosa ci posso fare? Sei tu che te la sei cercata, mi hai messo a me di mezzo, adesso sono fatti tuoi, E a quel punto mi fa, io provo a chiamare e poi ti dico domani ci incontriamo da Giannino alle 10, ci siamo incontrati da Giannino alle 10. Siamo a giugno. Sì. Sì, fine maggio, giugno, comunque era quasi estate, sì, estate. E a quel punto ci incontriamo lì, arriva lui con col suo autista, c'è una ragazza con lui, Mora, grazie mille, c'è una ragazza Mora con lui. Io ero lì che aspettavo e lui è arrivato, si è seduto fuori, ai tavoli fuori nel ristorante da Giannino. Io sono arrivata e gli ho detto, quindi cosa vuoi fare? Cosa facciamo? Cosa si fa? Mi fa, perché non sapeva come rispondermi, mi ha aggredito verbalmente e io chiaramente ho aggredito lui verbalmente. Però poi non abbiamo parlato lì, siamo entrati dentro il ristorante, non c'era nessuno dentro il ristorante e lì lui mi dice che contatta gli avvocati dell'onorevole Berlusconi, che chiama lui e mi dice che quando c'è stato lo scandalo io sono stata contattata sul mio telefono, quello della 3, ma l'avevo perso, quindi e l'ho detto, io quel telefono lì l'ho perso. Scusi, sai benissimo dove abito, se volevi venivi a cercarmi. Contattata sempre dagli avvocati di Berlusconi o da Emilio Fede sul telefonino della 3? No, da Emilio Fede. Ah, da Emilio Fede. No, non lo so. Aspetti, lei dice per questa cosa che sto dicendo io? Dopo quello ci arriviamo, ma siccome mi pare di aver capito che Emilio Fede le avesse detto che c'era stato un tentativo di contatto sul suo telefonino della 3. Esatto, sì. Da parte di chi? Di Emilio Fede? Sì. No, da parte del presidente, dell'ex presidente del Consiglio, tramite lui. Tramite lui, ho capito. Ma lei aveva avuto dei contatti, scusi, sull'altro telefonino che invece lei ci ha detto poco fa di aver lasciato al presidente Berlusconi? No. Torniamo a Emilio Fede. Allora Emilio Fede... No, perché l'aveva perso.
Sicuro della 3 l'avevano rubato? No, aveva perso il numero il presidente. Ah, e questo chi gliel'ha Perché me l'aveva ribadito nel corso delle serate e dovevo ridarglielo, ma poi tra una cosa e l'altra, tra la gente, non ce lo siamo più scambiati e mi sentiva tramite Fede. Ho capito. E questo quando è che gliel'avrebbe detto di averlo perso? Il telefono? Sì. Il numero? Quando ci siamo incontrati da Giannino, che siamo entrati all'interno, non c'era nessuno, abbiamo parlato, lui mi ha dato il numero di Pecorella, mi ha dato il numero della Lecci, mi fa per essere sicura io ti do anche i numeri, questi numeri qua. Ho capito. Quindi Emilio Fede le dà i numeri dei suoi avvocati e lei che cosa fa? Li contatta? No, mai contattati. Ed è stata contattata dai suoi avvocati? No, mai. Mai. E Emilio Fede le disse che si sarebbe fatto parte dirigente per aiutarla? Sì, mi disse ci penso io. Ci penso io. L'ha poi aiutata? No. No. Senta, qualcun altro oltre a Emilio Fede invece si è fatto vivo per aiutarla? No, oltre a quella cosa del telefono. Sì, quella adesso ci arriviamo alla cosa del telefono. Visto anzi che lei gentilmente l'ha ricordata. Il telefono avviene prima o dopo questo incontro con Emilio Fede? Perché prima avevamo capito maggio del... Dopo. Penso dopo. Non lo so, non mi ricordo. Non ricordo. Non ricordo proprio. Cioè, troppi eventi, troppi casini. Non mi ricordo. Però Già tanto che mi ricordo le serate. Sì. No, le serate si ricorda benissimo. Direi, perché certe cose che non faccio me le ricordo bene. Certo, ma siccome lei ci ha detto anche di essersi incontrata 3 volte con questa persona alta, bionda, con gli occhi azzurri, 45enne, non italiano, le 3 volte riesce a collocarle un po' nel tempo? Quando ricorda l'ultima volta che l'ha incontrato in centro? Ma mesi fa, ma proprio, cioè, un anno, non lo so, mesi fa, non lo so, sì. Se siamo un anno fa, siamo nell'aprile del Sì, 2011. nel periodo proprio quando mio padre se n'è andato, cioè, in quel periodo lì. Mi scusi se glielo domando, ma in che periodo suo padre? Mio padre è 28 maggio. 28 maggio. Quindi scusi, visto che questo è un evento purtroppo assai traumatico, lei ricorda di aver incontrato questo signore quindi prima della morte di suo padre? Sì, penso di sì. Sì. Ho capito. Senta, ma questo signore non le disse neppure un nome? No, non vuole dirmelo. Nulla. No. E le dà questo telefono, che è un Nokia, ma le dà anche un numero da chiamare con quel telefono? O era lui che avrebbe chiamato lei su quel telefono? No, lui mi avrebbe chiamato su quel telefono. Mi chiamava con numero privato. Quindi lei per un po' di tempo quel telefono l'ha sempre portato con sé? Sì, a volte lo lasciavo a casa, non me lo portavo proprio già. Scusi, qual era la ragione per la quale lei doveva avere questo contatto con questo, dopo che questa persona sconosciuta le dice tieni questo telefono? Cioè, vi ha detto perché? Mi ha detto per soldi. Per soldi. Sì. Sì, beh, allora cerchiamo di specificare, perché immagino che questo interessi anche alla procura, perché dopo vedremo questo telefono. Allora, viene questa persona che lei si trova improvvisamente di fronte a casa sua, va bene? Che non si presenta, la riconosce, perché quindi dà mostra di conoscerla, perché le chiede... Se ero io. Certo. Scende da una macchina a piedi? No, a piedi. A piedi. Come è vestito? Bene. Bene, sì, no, non so, giacca, cravatta... Una giacca, una camicia e dei pantaloni, non in tinta, però sì. Benissimo. Giacca marrone, camicia blu, ricordo. E questo signore le si avvicina e le dà un telefono. Sì. Benissimo. E le dice che cosa? Adesso così entriamo nel punto dei soldi anche, le dice che cosa? Che mi chiama su quel numero quando organizza l'incontro. Organizza un incontro, sì. Dovrebbe essere, da quanto ti avrebbe poi detto, un incontro ad Arcos? Sì.
che non c'è poi mai stato. Esatto. Ma lui poi l'ha chiamata con questo telefono privato, le ha telefonato quante volte che lei ricordi? Le volte che mi ha chiamato per andare ad Arcore, dicendomi che aveva organizzato, ma 4-5 volte, per lo più il weekend, sabato e domenica. Io poi, quando ho chiesto al legale cosa andavo incontro, ho lasciato perdere e niente, non ho più risposto al telefono e non ho più risposto. Non ha più risposto, ho capito. Senta, e questo telefono? Perché avevo deciso di ha deciso. di fare quello che ho fatto. Benissimo. Senta, e lei ha detto a questo signore che quindi lei non era disponibile in alcun modo o semplicemente ha smesso di rispondere al telefono? No, ho smesso di rispondere al telefono. Ha smesso di rispondere al telefono. Ecco, ma lei ha detto ad Emilio Fede che aveva già avuto questo contatto? No. No. Senta, ma quando lei parla con Emilio Fede e gli chiede un aiuto, che genere di aiuto gli chiede? Io a lui? Sì, lei a lui. No, io non gli chiedo aiuto. No. Io gli chiedo di tirarmi fuori dalla situazione in cui mi ha messo, Sì, che è un in altro questo senso, discorso. in questo senso io non stavo, no, bene, ci spieghi lei ora che lei ha chiesto. Nel senso che, non lo so, una persona che ti mette in questo casino deve trovare anche la soluzione al casino. Certo, e la soluzione quale poteva essere? Cioè lei che cosa disse a Fede che poteva essere la soluzione del... Io non lo so, quello che mi è stato sempre promesso, il mio lavoro. Oh, cioè quindi un lavoro che la potesse... Io non ho mai chiesto soldi. Ah no, le puntualizzo. Sì, certo, no, lei li ha avuti ma non li ha mai chiesti. Ma senta, quindi lei ha detto espressamente a Emilio Fede che lei avrebbe quindi voluto lavorare? Certo, certamente, sì, assolutamente. E assieme a lei c'era Emilio Fede e un'altra persona, una ragazza? No, praticamente loro arrivano, si siedono fuori nel Deor, in un tavolo, io arrivo, inizio a parlare con Fede e gli dico, cioè, allora... Ha chiesto solo chi c'era assieme a Fede? Ha chiesto solo chi c'era assieme a Fede? Una ragazza che non avevo mai visto, che non ricordo neanche, penso. È rimasta presente mentre parlava con Fede? No, perché ci siamo spostati all'interno del ristorante perché era vuoto dentro, cioè non mi sembrava il caso di parlare di una roba del genere davanti ad altre persone, non era il caso proprio. Senta, soprattutto persone che non conoscevo. Sì, e Fedele Gentile invece è rimasto finché parlavate? No, Fedele mi ha portato lì e gli ha detto comunque lei sa benissimo, Fede, che questa ragazza non c'entra niente, faccia qualcosa. Poi mi ha salutato e se n'è andato con la sua fidanzata. E quindi è rimasta lei da sola a parlare di queste vicende? Sì. Senta, ma lei era presente quando questa Catarina, che lei ci ha detto, sarebbe caduta giù dalle scale? Cioè l'ha vista lei cadere fisicamente giù dalle scale in quel di Lesa, oppure lei era fuori ed è una cosa che le hanno raccontato? No, io non ero fuori, io ero nella saletta giù da pranzo, come le ho detto prima, con la Fazzoli e con la Minetti, con Danilo, il pianista. Sì. E lui, l'onorevole Berlusconi scende per scusarsi dei disagi, Sì. Neanche il tempo di 2 minuti dirci scusate per tutto quanto, sentiamo rotolare qualcuno per le scale, tant'è che vengono le guardie e i camerieri a dire che Catarina si è buttata giù per le scale.
Sì, no, così vengono loro a dirle, quindi lei non ha assistito. Noi abbiamo sentito. Avete sentito? No, la mia domanda era molto semplice, se lei aveva assistito di No, persona. no, Solo quello. essendo in sala da pranzo è un po' impossibile. Eravate? Essendo in sala da pranzo è un po' impossibile che io, cioè, non l'ho vista, abbiamo sentito che rotolava dalle Non scale. avevo compreso io, adesso ho compreso che voi eravate in sala da pranzo ed è che non eravate quindi nel salone dove sono le scale. Esatto, sì, eravate in sala da pranzo. Va bene. Senta, quando lei ci ha detto che ha parlato con l'onorevole Berlusconi della vicenda del cubano che sembrava col telefonino filmare, Sì, lei ha detto di non aver avuto risposte. sì. Sì. Mi sorrise. Di sorriso. Quindi non espresse preoccupazione di dover interventi, non chiese a nessuno di intervenire, di fargli portare via il telefonino. Non fece... No, noi anche quando arrivavamo alla villa non c'era nessuno che insomma controllava, niente, non c'erano controlli, ecco. Senta, allora adesso abbiamo compreso che lei ha avuto questo contatto con Emilio Fede e poi c'è stato questo contatto con questo signore che le avrebbe dato il telefono, ma l'uno o l'altro le diedero delle indicazioni, delle sollecitazioni, le dissero qualche cosa rispetto alle dichiarazioni che lei avrebbe dovuto eventualmente fare? Anzi, scusi, le faccio un'altra domanda. Lei, secondo il pubblico ministero, anzi, il pubblico ministero ha ricordato, non secondo perché è un dato oggettivo, che si è presentata per deporre il 9 agosto 2011. Precedentemente non aveva mai reso dichiarazioni. No, mai. No, mai, ecco appunto. Quando ha avuto questi contatti, queste persone le hanno detto qualche cosa rispetto a dichiarazioni future che lei avrebbe dovuto fare? Guardi, io so che insomma sì, Fede mi fece capire che non dovevo dire quello che io ho visto, insomma, me lo fece capire, ma nessuno poi mi ha mai detto no. Ho capito. No, sa perché? Quindi comunque gli fece capire Che non dovevo farlo. Ecco, sa perché? Perché il signor procuratore, con attenzione che gli è propria, nella pagina 18 del verbale le ha chiesto espressamente: lei ha ricevuto sollecitazioni da terze persone per rendere queste dichiarazioni, presentarsi spontaneamente il 9 agosto presso questo ufficio per effettuare il resoconto dei fatti che testé effettuato? Questa è una domanda generale che le viene fatta e lei risponde: non ho avuto nessuna sollecitazione, sono stata solo assediata dai giornalisti che mi venivano a suonare anche di notte per potermi intervistare, in quanto evidentemente il mio indirizzo ormai è pubblico. Quello che oggi ho riferito a codesto ufficio è la pura semplice verità, eccetera, eccetera. Poi il verbale è a disposizione, va avanti per circa una decina di righe, ma mi dà l'altro, sono procuratore, non dice null'altro di rilevante. Ecco, allora la richiesta di specificazione che io le faccio, che noi le facciamo, ma a questa domanda lei non ha ritenuto di dover narrare alla procura i contatti con Emilio Fede e in particolare la consegna del telefono che è pacificamente antecedente a questo verbale? Ma guardi, se per quello non ho detto molte cose che avevo paura di dire, ma anzi ho paura adesso proprio, cioè quando uscirò dal tribunale non so, sì. No, ma scusi, ancora oggi lei ha paura di dire delle cose? No, ormai ho già detto tutto. Ha già detto tutto, certo. Benissimo. Quindi in quell'occasione lei non disse al pubblico ministero del telefono per paura? Certo.
Certo, perché la persona che mi ha dato quel telefono lì mi ha detto che insomma se io avessi detto qualcosa sarebbero stati fatti miei poi. Sarebbero stati fatti miei. Cioè quindi la minacciò? Praticamente sì. Successivamente, visto che lei poi ha reso dichiarazioni data 9 agosto del 2011, ha ricevuto minacce? Come scusi? Successivamente, cioè dopo il 9 agosto, dopo che lei ha reso queste dichiarazioni, lei ha ricevuto delle minacce? No. No. E fino ad oggi lei non è mai stata minacciata quindi da nessuno? No. No. Va bene, io per ora non ho nessun'altra domanda, ci riserviamo, io mi riservo poi ovviamente all'esito dell'eventuale acquisizione del telefono e all'eventuale controllo dei tabulati, l'eventuale controllo dei tabulati, di chiedere al Tribunale, ove lo si ritenga necessario, di poter richiamare il test. Grazie. Un avvocato Longo, buongiorno signore. Salve. Senta, quando le viene dato il telefono dal signore ricordato, alto, biondo, occhi celesti, 45 anni, questo telefono non ha una password, un PIN? No, senza PIN. Lei non ha avuto la curiosità di vedere in questo telefono se c'erano indirizzi, altre... No, non c'era nulla. Non, l'ha cercato? Come scusi? Ha guardato o non ha guardato se c'erano altri indirizzi, altri telefoni nella rubrica? Non capisco la domanda. Sì. Se io le do un telefono, questo telefono può contenere una serie di informazioni, compreso il numero di telefono che quel telefono rappresenta. Sì. Oppure la rubrica, se c'è una rubrica, o i messaggi che sono No, stati... non c'era nessuna rubrica, niente, io quel telefono lì poi l'ho usato anche per mie chiamate dei miei l'ho amici. usato anche? Sì. Sì. Sì, perché tanto ce l'avevo sempre dietro, quindi... Quindi sapeva anche che numero era, ovviamente, a che numero corrispondeva? Sì. Sì, ma... Sì, ma non lo ricordo a memoria. No, d'accordo. Quindi questo telefono lei lo porta con sé e adesso sentiamo che lo ha usato anche per sue necessità. Sì, perché ci sono dei miei numeri nella Certo. rubrica. Ma per quanto l'ha tenuto questo telefono? Ce l'ha ancora forse? Ma quanto l'ha usato? Per quanto tempo? Ma non lo so, 2 mesi, una roba del genere. Boh, non lo so, 2 mesi. Sì, appunto. Su per giù. E come... Sapeva che c'era una scheda prepagata, guardava qual era il saldo della scheda, perché per poter usare un telefono che ti dà uno sconosciuto bisogna sapere se c'è del denaro. Dentro la scheda? Sì, evidentemente. Sì, era caricato, ma non di molto. Ma gliel'ha caricato questo signore dicendo guarda ti carico anche una scheda? No, me l'ha già detta, penso, caricata, adesso non ricordo. Sì. Senta, ma si ricorda qual era il gestore di questo telefono? Se era TIM, Vodafone? Team. Era TIM. Un Nokia TIM con un numero non coperto che lei ha anche utilizzato con una scheda prepagata, che lei sappia. No, guardi, non lo so. Comunque funzionava. Sì, funzionante, sì. Ricevendo, sì. Certo. Senta, lei ha detto che questo signore non era italiano, quindi ha dettato la sua impressione. Da cosa ha ricavato l'impressione che non fosse italiano? Dall'accento. Ecco, da questo accento lei ha potuto, sempre per sua impressione, vedere, intuire da quale parte del mondo provenisse, quale fosse la sua lingua materna? No. No, perché... Tedesco, che inglese, cubano, no, niente. No, perché mi parlava italiano, però l'accento non era di un italiano. Ne è stato già chiesto dall'avvocato Ghedini, ma lei lo incontra per caso fuori di casa la prima volta e lo ferma, e lei viene fermata,
gli viene dato il telefono. La conversazione quanto dura? Una decina di minuti? Neanche forse. Neanche. Sì, sì. La chiamerò. Sì, perché poi io ho chiesto il nome e Lui ha detto, lei ha già risposto, non te lo dirò mai. Poi lei ha detto che ha dato un nome che a lei è sembrato falso, il nome di Marco. Sì. Ricordo bene la sua dichiarazione. Il secondo incontro che lei ha avuto è avvenuto per caso o c'è stato un appuntamento telefonico? No, telefonico. E questo appuntamento telefonico è stato ci vediamo domani o ci vediamo oggi? Lei si ricorda? Ci vediamo tra qualche giorno oppure ci vediamo adesso? Non mi ricordo. Non si ricorda. No. Sa perché glielo chiedo? Perché lei ha detto che il secondo incontro è venuto presso casa sua. Sì. Sì, però mi ha avvisato telefonicamente. Sì, l'ha avvisato telefonicamente. Certo. Lei non si ricorda quanto tempo prima. No. E le ha detto ci vediamo in quel posto, in un dato posto. Come? Per dargli un appuntamento gli avrà detto ci vediamo in un dato posto. Sì, certo. Anche la seconda volta le diede un appuntamento telefonico Sì. e disse ci vediamo in centro. Sì. E lei lo incontrò in centro. Che cosa voleva il signore misterioso? Lei ci ha detto voleva che lei andasse Che stava organizzando l'incontro ad Arcore. E che sapeva, insomma, mi diceva che c'erano chi c'era e chi non c'era durante la serata. No, non ho capito, sul serio non ho capito la risposta. Mi diceva, quando mi chiamava per dirmi di andare lì, mi diceva chi c'era alla serata. Allora, quando vi incontravate o lo diceva per telefono? Forse una volta me l'ha detto per telefono. Cioè, perché io capisca, vi incontrate e lui dice dovresti venire ad Arcore, dovrebbe venire ad Arcore, vi dava del tuo o del lei? Del tu? Del tu. E lei non ne ha chiesto perché devo venire ad Arcore? Certo. E lui cosa ha risposto? Mi fa, ma che domanda mi fai? E lei che cosa ha risposto a questa domanda, a questa risposta? Che domanda Niente, mi ha detto per sistemare la situazione. Ma le ha detto dovrebbe parlare con il presidente Berlusconi? Dobbiamo Sì, parlargli? sì, assolutamente sì. Chiaramente non me l'ha detto al telefono, ma me l'ha detto quando ci vedevamo. Il presidente Berlusconi vorrebbe incontrarla o incontrarti. Mi ha detto organizzo l'incontro con lui. Organizza l'incontro con lui. Evidentemente lei ha pensato che fosse stato Ad Arcore. da lui. Sì. Non è che capisci. E la domanda sua perché mi vuol vedere? Lui gli ha risposto, Mi scusi? e alla sua domanda che lei ha detto ho fatto, perché vuol vedermi il Silvio Berlusconi? Lui gli ha risposto? No, io non gli ho fatto né il perché né niente, non gli ho chiesto perché mi vuol vedere. Allora, lei ha detto No, subito non voglio andare nella casa d'Arcore del Presidente? No, subito no. Finché... Non la prima volta, certamente. No, non la prima volta, non la seconda e non la terza, perché poi io ho visto l'avvocato, ho chiesto a cosa andavo incontro. Ma neanche alla terza volta lei ha detto che non sarebbe andata? Come? Neppure la terza volta ha detto che non sarebbe andata ad Arcore. No, io non sono mai andata. Capito? Ma non gli ha detto al misterioso uomo, non gli ha mai detto non verrò ad Arcore. Sì, gliel'ho detto al telefono una volta e gli ho detto che non andavo e poi non ho più risposto al telefono. Che non andava dopo, e questo gliel'ha detto dopo aver parlato con il suo avvocato? Sì, sì. E da quel momento lì lei non ha più neanche usato il telefono per sé? No. Lo ha lasciato a casa, l'ha lasciato scaricare, Sì, probabilmente ce l'ha ancora. Sì, devo cercarlo. Ah, ecco.
Allora, dal primo incontro all'ultimo incontro, ovvero dal primo incontro a quando lei gli ha detto che non avrebbe più risposto, che non sarebbe andata, che periodo di tempo è passato? Guardi, l'avevo detto prima non lo so, maggio, primavera comunque. Prima, 10 giorni, 20 giorni, un mese? Per quanto tempo ho utilizzato il telefono, lei No, dice? per quanto tempo lei è stata in contatto con questo signore misterioso? Da quando la incontra e la ferma fuori di casa, a quando lei gli dice, dopo aver parlato con Penso 2 mesi. Penso, sì. Grazie a tutto. Prego. Mi è venuto in mente che ho scordato sempre in controesame un paio di passaggi, mi scusi signora, ancora una cosa. Lei a un certo punto della sua deposizione ha detto che alcune ragazze erano salite negli appartamenti privati dell'onorevole Berlusconi. Sì, ma lei c'è stata? Lei sa dove sono? No, io non sono mai salita. Lei non si è mai salita? E sa da dove si accede a questi appartamenti Dalle privati? scale? Da quali? Ci sono le scale, subito all'entrata c'è una scalinata che porta su alle stanze del signor Quindi a suo parere per accedere alla parte privata dove alloggia, dove dorme l'onorevole Berlusconi si sale dalla scala, quella che c'è nell'ingresso principale. Esatto, perché io quando ho visitato la casa la prima volta mi ha portato dove c'era la piscina interna, mi ha portato in uno stanzone dove aveva un albero di Natale, ma non era un abete e non era neanche verde, sembrava un albero gigantesco in questa stanza con delle lucine, bianco era. Quello è a piano terra o primo piano? No, piano terra. Piano terra. Benissimo. Allora, No, ma questo ce lo dice perché? Per dirci che ha visto solo il piano terra? Certo che io non sono mai salita nelle stanze. Sto era rispondendo appunto a quella, siccome lui. dice che gli appartamenti privati erano su per la scala, io lo stavo domandando se era mai stata negli appartamenti privati. Mai. Quindi non sa dove sono gli appartamenti No, privati. mai. No, benissimo. Il sopra io non ho mai visto. Non è mai stata. Senta, a un certo punto lei invece ha detto che il cubano a un certo punto era in bagno. Scusi, lei sta parlando di quali bagni? Di quelli dove c'è la sala dove si ascoltava la musica o i bagni di sopra? Cioè dov'è che l'ha visto in bagno il cubano? Il bagno io non l'ho visto, l'ha visto Roberta Parli Nigro. bene al microfono perché... L'ha visto Roberta Nigro, Quindi che ha riferito a tutti. ho capito, quindi Roberta Nigro vede il cubano nei bagni che era al telefono Esatto, e lo racconta. sì. Ma mi dice dove l'ha visto? Cioè eravate giù? In bagno, perché lei stava andando in bagno, probabilmente lui non si è chiuso in bagno. Questo eravate sotto nella sala da musica? Bunga bunga, sì. Sì, ho capito. E quindi era nei bagni sotterranei? Io ricordo che c'è un bagno, se non vorrei sbagliarmi, salendo gli scalini della saletta bunga bunga, appena si sale c'è un bagno, credo. E sotto ci sono dei bagni? Io che sappia non lo so. Non lo so che c'è un camerino dove le ragazze portano, diciamo, i loro cambi per far spettacolo. Comunque da quello che lei ha potuto questo, comprendere era nel bagno quello sulle scale? Come? Il cubano, Sì. sarebbe stato nel bagno quello sulle scale? Sì, penso di sì, perché io è l'unico bagno che ho usufruito è quello lì. Perfetto, sì, molto bene, grazie. Prego. Nessuna domanda? Solo due precisazioni. Quando dice, perché a un certo punto ha fatto riferimento su domanda dell'avvocato Ghedini al fatto che questo sedicente Marco le diceva di andare ad Arcore e ha fatto riferimento a soldi. Può dire questo riferimento ai soldi come è venuto fuori, che gliel'ha detto, l'ha immaginato, l'ha sentito, cosa... Io niente,
mi ha detto che organizzava questo incontro, gli ho detto ma cioè, che se lo organizzi io cosa gli dico, cosa devo... Mi fa prendi i soldi, questo è stato quello che mi ha detto lui. E lei come l'ha inteso questo riferimento, se vieni prendi i soldi? In che senso, giudice? Ce lo deve dire lei? Io l'ho inteso... Ma sta registrando? Non sta registrando, dobbiamo... Allora sospendiamo necessariamente, quindi lei non è... deve portare pazienza, ma deve tornare tra... Sono le 2:20, facciamo le 2:15, sperando che nel 2:15, sperando che nel frattempo gli elettricisti mettano a posto. Allora, avevamo soltanto 2 ultime domande da rivolgerle. Stavamo parlando sempre del signor Marco, Sì. che aveva fatto riferimento prima su domanda dell'avvocato De Ghedini ai soldi. Ci vuole chiarire questa circostanza? Certo. Mi disse che avrebbe organizzato l'incontro ad Arcore, perché io gli ho detto guarda che comunque, cioè in termini proprio testuali, io gli ho detto non ce la faccio più a tenermi queste cose per me, cioè sbotto fra poco, gli ho detto proprio così, mi fa non devi farlo, non farlo, perché comunque io ti sto organizzando l'incontro per avere in cambio dei soldi. Questo mi è stato detto dal vivo, non al telefono. Poi ha aggiunto prima che per quanto a sua conoscenza le serate, come ce le ha raccontate oggi, sarebbero continuate. Come fa a dirlo? Me lo disse lui, Lui chi? questo signore Marco. Cosa le disse esattamente? Mi disse che comunque le cene, le serate continuano comunque con un cerchio più ristretto, però continuano, e le volte che mi ha chiamato per dirmi di prepararmi a andare lì per fare questo incontro, mi diceva che c'era qualche ragazza, e chi anche. Un'ultima domanda. Nella serata del 5 settembre 2010, quando era stato festeggiato il compleanno di Raris e Spinoza, Sì. lei ha detto se avessi saputo che c'erano altre persone non sarei andata. Esatto. Per quale motivo? Perché sapevo cosa potevo vedere, non volevo, insomma, non volevo incrociarmi con queste persone qua, queste Ce lo ragazze. deve spiegare. Non volevo, perché. diciamo, perché eravamo diversi, tutto qua. Domande pubblico ministero? Nessuna. Le difese? Neanche. Può andare, grazie. Grazie a lei.